L'onda lunga del progetto Agitamus ci porta a questa giornata di chiusura a Cagliari con altre province interessate a quello che è un progetto che ormai veramente tutta la Sardegna e non solo ha sposato. Inclusione a 360 gradi, tanti testimonial, ma soprattutto le testimonianze di chi? Di questi ragazzi che hanno imparato che la diversità è veramente un qualcosa da scoprire e apprezzare perché è il valore aggiunto. Come hai detto bene, l'onda lunga di un progetto nato 3 anni fa che sta diventando patrimonio della cultura paralimpica in Sardegna. Agitamus, un nome che è conosciuto da tutti e che oramai viene citato a tutti i livelli, dalla parte politica, sportiva e nel mondo della scuola. Credo che questi 3 convegni di chiusura delle attività del 2019 testimonino quello che è stato veramente il significato e la partecipazione sul mondo paralimpico da parte dei ragazzi insieme alle federazioni, insieme al comitato che è stato il promotore di questo progetto nelle scuole. Semplicemente un punto di passaggio perché sappiamo che già in itinere il prossimo anno c'è un grandissimo interesse da parte di tutti gli istituti comprensivi che fanno a gara per poter partecipare e proporre quelle che sono le loro idee, le loro iniziative affinché il mondo del diversamente abile sia realmente più fruibile. Sì. Diciamo che stiamo già muovendo per chiudere, oggi chiudiamo l'evento del 2019 ma partiremo già da gennaio con tutte le scuole che ci hanno già contattato e che sono in lista d'attesa e dunque l'obiettivo è di raggiungere anche gli istituti comprensivi dei paesi che effettivamente non siamo riusciti a includere nell'elenco delle scuole di quest'anno. Cercheremo di far crescere anche la partecipazione a livello universitario, c'è un'interlocuzione con la Regione, c'è un'interlocuzione con la parte politica e essendo in corso il piano triennale 2020-2022 cercheremo di portare questa iniziativa anche a livello universitario. Diciamo, c'è tanto da fare, le idee e gli obiettivi sono sicuramente tanti altri. In una parola di chiusura, Agitamus uguale? Agitamus uguale inclusione, Agitamus uguale coinvolgimento, ma Agitamus uguale cultura, che è la cultura paralimpica che deve iniziare da passare dai ragazzi delle elementari che saranno i futuri dirigenti di questa classe dirigente di questo paese.